me la pizza è l'essenza della semplicità e accessibilità della cucina italiana. La pizza è veramente costruita a partire dai suoi ingredienti base, quindi acqua, farina, lievito, sale. Nel caso qui alla Costa, costruita con l'idea di essere un impasto fruibile da tutti. E lì si apre il grossissimo tema della celiachia. E da almeno 10 anni a questa parte la pizza normale non riesce più ad arrivare a tutti, perché c'è chi può mangiare il glutine e chi non può più. C'è il problema della celiachia. Allora, per risolvere questo mi sono inventato un lievito madre senza glutine, con il quale riesco a fare una pizza di simile qualità sia per chi può mangiarla con il glutine che chi preferisce mangiarla o deve mangiarla senza. Questo ci ha obbligato a ricercare, studiare, ripensare il nostro lavoro, perché lavorare un impasto senza glutine è tutta un'altra cosa. E quindi per settimane, per non dire mesi, abbiamo lavorato quasi come dei chimici, bilanciando diverse miscele di farine senza glutine per arrivare a una miscela in grado di funzionare come lievito madre. E la cosa stupefacente è che un lievito madre senza glutine è addirittura più vitale e più lievitante di un lievito madre convenzionale. Poi con gli ingredienti siamo andati a scoprire diverse tradizioni italiane, con il piacere di mettere sulla pizza il meglio dalla Sicilia al Veneto. C'è ancora la poesia nella pizza? Se non ci fosse non sarei qui.